Idee, risorse, energie, obiettivi. Condividiamo per crescere insieme. Tutto questo è Community FVG. In questa puntata andremo alla scoperta di la cooperativa sociale Nemesi. A colloquio con Sara De Pegri e Luca Fontana. Capire l'economia. Che cosa sono i titoli di Stato? La Coop Casarsa. E ora iniziamo. Nemesi è una cooperativa sociale nata nel 1996, è del San Giorgio di Nogaro, della Bassa Friulana. È una cooperativa che è stata fatta nascere ai tempi dall'azienda sanitaria che aveva il tema della chiusura dell'ospedale psichiatrico di Sottoselva. Quindi l'idea era quella di trovare una soluzione per le persone che dovevano tornare a vivere e a recuperare i diritti che avevano perso negli anni di istituzionalizzazione. Nemesi da subito poi ha come vocazione quella di trovare anche opportunità di lavoro per le persone appunto seguite soprattutto dalla salute mentale, però poi si apre anche a altri mondi legati diciamo alla fragilità che si incontrano sul territorio. Si sviluppa dapprima con un'attività agricola e poi apre una trattoria. Questa è la parte un po' più triste della storia della cooperativa, che 4 anni fa in realtà è andata a terminare la sua attività, però nel tempo sono nate altre iniziative. L'attività di assemblaggio e imballaggio mobili a San Giovanni al Natisone, è continuata l'attività agricola però con una fattoria sociale, la fattoria sociale Volpares nel comune di Palazzolo dello Stella. Sono state poi continuate le attività di manutenzione del verde, aperte le attività di pulizie e igienizzazione, attività di consegna di corrispondenza, di posta, e da una decina d'anni anche un'attività di noleggio bici e risciò a Lignano Sabbiadoro, che si vede alle mie spalle. A questo però appunto Nemesi ha sempre legato l'attività anche di assistenza. Per chi conosce un po' le terminologie della cooperazione sociale, noi siamo una cooperativa mista, cioè sia A che B, cioè teniamo assieme il mondo dell'assistenza con il mondo dell'inserimento lavorativo. È un po' la sfida che continuiamo anche al giorno d'oggi a portare avanti. È necessario che non si torni indietro sugli accordi commerciali europei con il Canada e il Giappone. Lo invoca Venanzio Francescutti, presidente regionale di Fedagri Pesca, l'associazione del settore che riunisce 150 cooperative della filiera agroalimentare e della pesca in Friuli Venezia Giulia, aderenti a Conf Cooperative, un comparto da 516 milioni di euro di ricavi. Il recente accordo con il Giappone presenta prospettive importanti per la nostra regione. I dazi sul vino, che coinvolgono anche il prosecco e gli spiriti, grappe comprese, saranno completamente eliminati. Oggi sono al 15%.
mentre nel settore carni sarà tutelato il prosciutto di San Daniele. Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2018-2019 al corso triennale per allievi attori della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. L'Accademia dal 1992 è gestita dalla cooperativa culturale Vettori Ultramondo, aderente a Conf Cooperative. Al corso possono accedere i giovani che alla data di scadenza dell'iscrizione abbiano un'età compresa fra i 18 e i 27 anni. Eventuali deroghe ai limiti d'età saranno valutate dalla direzione. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore. La domanda di ammissione, indirizzata alla direzione della Civica Accademia, deve essere presentata entro il 20 ottobre 2018. Tutte le informazioni su www.nicopepe.it. Dopo il prosecco e le cuvée, accanto al prodotto simbolo delle bollicine del nord-est, che continua a essere il più richiesto spumante italiano, crescono i vini del vitigno Glera, quello alla base del prosecco. Sono derivati con grandi potenzialità di sviluppo. In particolare, grande successo per Jader, uvaggio di prosecco e ribolla facente parte della linea di spumanti Naonis, che solo sul mercato italiano ha già visto vendere dall'inizio dell'anno 250.000 bottiglie. Viticoltori La Delizia, la più grande cantina vitivinicola regionale, punta a chiudere l'anno con 500.000 di bottiglie vendute per Jader. Assistenza che facciamo sia come la storia con il mondo della salute mentale, ma anche con il mondo della disabilità, dell'alcolismo e delle difficoltà che nel territorio incontriamo. L'ultima incontrata è quella dei profughi. Infatti da 4 anni abbiamo anche la gestione dei richiedenti asilo, grazie alla collaborazione con il Consorzio Mosaico, che è la realtà a cui noi aderiamo, che negli anni ci ha consentito comunque di continuare pian piano a crescere. Oggi siamo circa 60 soci, 52-53 lavoratori. Lo scorso anno abbiamo fatturato 1,9 milioni. A questo proposito ci tengo a sottolineare l'importante collaborazione che abbiamo con il Consorzio Mosaico e con le altre cooperative. Per noi sono il punto di forza che ci permette di guardare al futuro con serenità, mantenendo la nostra identità e la responsabilità che giochiamo nelle iniziative. Però il fatto di essere assieme, sia tra i soci, ma con i soci delle altre cooperative, in questi anni abbiamo sperimentato, anche nel periodo di crisi, è stata la forza che ci ha consentito di mantenere le collaborazioni con il territorio, con le amministrazioni comunali, con le varie realtà associative del territorio e con le imprese appunto della zona con cui noi dobbiamo e vogliamo continuare a collaborare, perché da lì viene la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro per le persone che vivono periodi di difficoltà. Stare assieme in forma cooperativa abbiamo visto che ci ha permesso di affrontare, la crisi non è ancora finita, ma almeno di affrontare la crisi senza soccombere, come purtroppo è successo soprattutto a tante cooperative di inserimento lavorativo che negli anni continuano a chiudere. E questa è una delle emergenze che andrebbe sottolineata e andrebbe affrontata. Cosa sono i titoli di Stato? I titoli di Stato dal punto di vista dell'investitore sono una modalità con la quale impiegare il proprio risparmio e ottenere una remunerazione. Nel caso particolare la controparte che garantisce questa obbligazione è lo Stato, ma
da altri punti di vista le obbligazioni dello Stato assomigliano anche a tutte le altre obbligazioni emesse da imprese, da banche, da compagnie di assicurazione. Tuttavia nel caso dello Stato la quantità di alternative offerte ai potenziali investitori è piuttosto ampia. Abbiamo titoli di Stato a più breve termine, anche questione di qualche mese, e titoli di Stato a lunghissimo termine, decine d'anni. Abbiamo poi titoli di Stato che hanno una cedola fissa, quindi un tasso di interesse che remunera l'investimento che è fisso nel corso del tempo. Altri invece sono con cedola variabile e quindi segue l'andamento dei tassi del mercato, oppure sono indicizzati all'inflazione e quindi proteggono il potere d'acquisto del proprio investimento. Abbiamo poi qualche raro caso di titoli che sono denominati in valuta diversa rispetto all'euro, ma la maggior parte sono titoli di medio-lungo termine con una cedola fissa. Cosa è, rilevante per un investitore che si rivolge ai titoli di Stato? È considerare da un lato che maggiore è il rendimento promesso, maggiore è la rischiosità di quel titolo, e dall'altro lato che in tutta questa ampia gamma di offerta la scelta poi ricada sul tipo di investimento che più si avvicina all'obiettivo del proprio risparmio. Salve a tutti, oggi siamo qui con Sara De Pedri dell'Eurixe che ha appena concluso una ricerca molto interessante sull'impatto delle cooperative sociali. Alcune decine di cooperative del Friuli Venezia Giulia hanno partecipato a questo progetto e lei è venuta ad esporre i risultati che ci racconta immediatamente. Dottoressa De Pedri, lei e l'Eurixe avete lavorato sulla comprensione dell'impatto economico e sociale della cooperazione sociale. Con quali obiettivi è stato avviato questo lavoro? Nel 2016 c'è stata la riforma del terzo settore che ha previsto fra l'altro anche degli obblighi per le cooperative sociali e le imprese sociali di fare valutazione dell'impatto sociale. Tuttavia non esiste un modello ancora strutturato per fare questo tipo di processi valutativi e di conseguenza abbiamo cominciato a sperimentarlo negli anni e formalizzato proprio quest'anno con questa ricerca per rispondere alla necessità delle cooperative sociali e delle associazioni cooperativistiche di offrire appunto queste valutazioni a questi processi. Cosa significa l'impatto sociale? Impatto sociale significa dare dei ritorni concreti, quindi indici, indicatori, numeri di quelle che sono le ricadute all'interno della collettività. Quindi non soltanto i benefici che si generano per gli utenti che ricevono i servizi offerti, ma per la società nel suo complesso, anche nel lungo periodo e con azioni ripetute sul territorio. La vostra ricerca, che ha coinvolto alcune decine di cooperative del Friuli Venezia Giulia, appunto a questo punto con i numeri, che risultati ha prodotto? Diciamo che le cooperative che hanno partecipato non sono ancora quelle complessive perché c'era una fase di sperimentazione, tuttavia si vede come la cooperazione sociale sia caratterizzata ad esempio da dinamiche di buona occupazione rilevante dal punto di vista dell'impatto occupazionale a tempo indeterminato, contratti flessibili per rispondere alle esigenze di conciliazione, buona capacità di creare occupazione anche per i giovani e grande motivazione appunto per l'interesse sociale delle attività condotte. L'impatto principale è ovviamente quello nei confronti degli utenti di queste organizzazioni, quindi gli anziani, i bambini, i portatori di handicap, le persone afflitte da problemi di salute mentali e un'eterogeneità di soggetti ai quali si affiancano poi le occupazioni, quindi l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Oltre a queste dimensioni ci sono le dimensioni classiche della rete e quindi l'agire insieme alle pubbliche amministrazioni, insieme alle imprese del territorio per creare più valore, che è un valore vero economico, poiché comunque c'è una dimensione importante anche dal punto di vista appunto delle ricadute economiche e del valore della produzione che viene realizzato, ma anche e soprattutto un impatto sociale, quindi dimensioni di benessere generato per il territorio che può essere valutato proprio anche con il coinvolgimento della comunità stessa nelle attività che vengono poi promosse.
Università De Pedri, quindi un sacco di numeri, indicazioni interessanti, ma quali possono essere i risvolti utili e utilizzabili per le cooperative stesse e per l'amministratore pubblico di questi lavori? Dal punto di vista delle cooperative, la legge stessa poi consiglia, e così agisce la nostra ricerca, di utilizzare le informazioni per capire quali sono le dinamiche che causano più impatto sociale, quindi le leve sulle quali agire per migliorare i servizi che vengono offerti per il territorio e generare ancora più benessere. Quindi l'identificazione di buone pratiche per la propria progettualità interna e per la propria pianificazione, al pari di quello che le imprese fanno. Le pubbliche amministrazioni invece nei processi degli accreditamenti, degli affidamenti alle cooperative sociali sicuramente possono utilizzare la valutazione di impatto per comprendere quali sono le leve ancora una volta migliori per sostenere questi processi di produzione di benessere all'interno del territorio e quindi per agire in sinergia e con coprogettazione per migliorare la risposta ai bisogni della cittadinanza. Presidente Fontana, avete in qualche modo convocato l'Eurixe per fare questa ricerca sull'impatto della cooperazione sociale. Ecco, i motivi principali che vi hanno spinto in questa direzione, quali sono? Abbiamo voluto dimostrare qual è il risultato del nostro agire nelle comunità. Lo abbiamo voluto fare assieme noi di Federsolidarietà, Coop Cooperative, Lega Coop Sociali e insieme anche alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha dato alcuni finanziamenti. Cooperativa Casars è una cooperativa di consumo che nasce nel 1919, quindi compie tra poco 100 anni di storia, quindi è una cooperativa che ha solide radici sul territorio, è nato qui a Casars dove ci troviamo in questo momento con un monospazio, poi si è evoluta praticamente nel tempo con gli attuali 14 punti vendita che insistono su 3 province, Pordenone, Udine e Treviso. Nasce dalla volontà di alcuni soci che decidono di mettersi assieme, ci troviamo nel periodo dalle ceneri della Prima Guerra Mondiale, con la volontà precisa di poter acquistare dei beni a dei prezzi più vantaggiosi e quindi offrire delle condizioni più vantaggiose praticamente ai soci. È una cooperativa che attualmente supera i 15.000 soci, siamo fortemente integrati con il coordinamento nazionale cui aderiamo. Il servizio praticamente al socio si esplica in delle promozioni, praticamente dei sconti che sono riservate ai soci, poi c'è tutta un'importante attività che ha una ricaduta sul territorio rispetto al sostenere delle società sportive, associazioni praticamente culturali e quindi noi devolviamo circa 25.000 euro all'anno al territorio, a circa una decina di associazioni e società sportive praticamente culturali appunto. Poi un'altra attività che abbiamo sviluppato negli ultimi anni è quella che si rivolge alle scuole con attenzione al consumo consapevole, alla merenda sana, quindi in tutti quegli aspetti diciamo della salubre alimentazione. Per il secondo anno quest'anno abbiamo praticamente attivato un'attività che abbiamo denominato Cari soci fate i buoni scuola, che si esplicano in una possibilità da parte dei soci di devolvere la raccolta punti a loro favore di acquisto di materiale scolastico per le scuole. A questo progetto hanno aderito circa 15 scuole del mandamento. Un'altra delle attività che abbiamo messo in campo da circa 5 anni è questo distretto soci che per il momento è uno soltanto degli attuali nostri 14 punti vendita presso il punto vendita di Fiume Veneto e che si esplica in un'attività coordinata da un nostro consigliere di amministrazione, di un collegamento con tutta la realtà associativa del territorio di riferimento che vanno dall'attività per il consumo consapevole, attività presso le scuole con laboratori, la raccolta di giocattoli usati ad esempio sono una delle tante attività che sono state portate avanti da questo distretto soci appunto.
Coop Casarsa è il gruppo cooperativo più importante col gruppo decisionale che è rimasto in regione sul territorio. Coop Casarsa è composta da 14 supermercati, 9 in provincia di Pordenone, 4 in provincia di Udine e 1 in provincia di Treviso. Nel 2016, l'anno appena concluso, ha sviluppato vendite per 26 milioni di euro, vendite in incremento figlie delle nuove acquisizioni che sono state fatte durante l'anno 2015-2016. All'interno di Coop Casarsa si esprime un assortimento che propone più di 13.000 referenze. Queste referenze vengono suddivise nei vari reparti freschi, salumi latticini, gastronomia, carni, pesce, ortofrutta e grocery e non alimentari. All'interno di questi assortimenti nell'arco dell'anno 2016 si è iniziata una forte rivisitazione sul prodotto marchio Coop, dove è stato rivisto il packaging in termini generali, facendo una nuova politica di convenienza sui prodotti base, quindi sui prodotti di prima necessità, si parla di latte, pasta, zucchero e quant'altro, e si è riusciti anche a fare per la prima volta a livello nazionale le promozioni sul territorio italiano allo stesso prezzo su alcuni prodotti. Prossimamente verrà apportato anche una modifica su tutto l'assortimento grocery della cooperativa, in modo tale che vengano modificate tutte quelle categorie di prodotti che sono un po' obsolete, che quindi non hanno più i consumi del passato, e verranno potenziate quelle invece emergenti. Sto parlando di prodotti salutistici, dei prodotti bio, dei prodotti per vegani e quant'altro. Coop Casarsa comunque ha un'attenzione molto forte rispetto ai prodotti del territorio. Il prodotto del territorio Coop è un marchio dove si riconoscono tutti quei produttori e quei prodotti che vengono fatti in regione. Sono cose che il cliente ad oggi tiene molto a avere sul proprio tavolo. Coop Casarsa da settembre del 2016 ha ottenuto anche il riconoscimento del marchio Acqua sulla lavorazione e trasformazione delle carni suine fresche all'interno dei propri supermercati. In questo periodo abbiamo notato che questa cosa è stata molto apprezzata. Oltre a questo, comunque all'interno dei nostri assortimenti di prodotti freschi abbiamo moltissimi produttori e assortimenti di prodotti che sono stati certificati dal marchio Acqua stesso. Le cooperative di consumo oggi attive in provincia di Pordenone e aderenti al Conf Cooperative sono 4. Abbiamo Coop Casarsa con 9 punti vendita nei nostri territori, abbiamo Coop Rausedo, Coop Castions e Coop Cloud. Tutte le cooperative in generale sono nate subito dopo la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale, così come le latterie turnarie. Sono nate per dare delle risposte alle comunità che avevano bisogno di trovare delle risposte per quanto riguarda l'approvvigionamento, e quindi queste cooperative sono state utili per creare nel territorio nuove risorse. Gli amministratori hanno avuto l'opportunità di crescere anche dal punto di vista imprenditoriale, perché i soci sono diventati anche amministratori delle cooperative. Queste cooperative in realtà hanno portato dei benefici dal punto di vista economico, perché hanno potuto i soci approvvigionarsi e con della convenienza sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della qualità. Dopo decenni di attività, le cooperative hanno dovuto adeguarsi ai nuovi modelli della grande distribuzione. Questo ha portato alla implementazione e alla necessità di valutare bene quali sono le nuove esigenze delle famiglie, che sono riuscite a trovare ancora nella grande distribuzione delle piccole realtà dei valori positivi. Le cooperative hanno saputo adeguarsi ai tempi, sono diventate più moderne, ma quello che non è cambiato è il valore della mutualità, che hanno potuto beneficiare i soci. Mutualità che vuol dire anche consapevolezza di dover dare solidarietà a chi ha più bisogno, ai meno fortunati, e quindi hanno trovato delle risposte positive nelle cooperative. Di fronte a alcune crisi della grande distribuzione nel Friuli, nel nostro territorio, Conf Cooperative è impegnata assieme al suo presidente a cercare nuove sfide del mondo cooperativo, perché crediamo ancora che questo modello sia un modello che dà del valore aggiunto e che è ancora reale. Questo nuovo modello che stiamo cercando di far inserire nelle piccole realtà è il modello delle cooperative di comunità, che secondo noi è l'unico modello ancora che può essere calato sulle piccole realtà per dare delle risposte positive a delle esigenze e della richiesta di servizi che hanno ancora la nostra pedemontana pordenonese, dove nei piccoli gruppi di famiglie altre alternative non sono possibili. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.